È finita con una disfatta la spedizione biancazzurra a Carini contro il Don Bosco Partinico, una partita nervosa sin dai primi minuti e condizionata al 15° da un episodio che risulterà determinante ai fini del risultato finale. Dopo un inizio studiato da ambo le parti, Sette Case, uno degli osservati speciali da parte della compagine di casa, subisce una palese provocazione e la conseguente reazione su Sgro non passa inosservata sotto l'attento sguardo dell'arbitro che provvede immediatamente a cacciarlo fuori. Olimpica aggregasse subito in inferiorità numerica e con il Don Carlo Misilmede che adesso pregusta l'impresa. Sugli spalti numerosi tifosi biancazzurri si disperano, ma la frittata è fatta ed occorre andare ugualmente avanti. La compagine dei Templi subisce una costante pressione, rischia la capitolazione, ma riesce a sbrogliare la matassa e a concludere il primo tempo senza particolari sussulti. Se si confermasse questo risultato anche alla fine della ripresa, il Don Carlo Misilmeri approderebbe ugualmente in finale, ma la compagine palermitana, complice il vento a favore, riesce a portarsi in vantaggio con Albeggiano. L'attaccante tira forte, Casella non trattiene e poi ribattere il pallone in rete è un gioco da ragazzi. 1-0 per i padroni di casa, ma l'umore in casa biancazzurra è oramai sotto i tacchi. E le conseguenze sono devastanti perché non passano 5 minuti che il Don Carlo Misilmeri raddoppia sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Grimaudo. Ma non è finita, perché i cartellini rossi per l'Olimpica Acregas proseguono, infatti viene espulso Emiliano Bellavia assieme a Sgro e si continua a giocare 10 contro 9, ma c'è tempo per il terzo gol palermitano, lo segna ancora Grimaudo. Oramai l'Olimpica Acregas tira i remi in barca e quasi allo scadere subisce il poker ed è con il risultato di 4-0 che si conclude una gara iniziata male e finita peggio. Si ritorna a casa delusi con il morale sotto i tacchi, mentre il Don Carlo Misilmere andrà a giocare la finalissima con la nuova Acque Dolci.